La scuola Angelo D'Arrigo di Palma di Montechiaro, diretta dalla docente Laura Sanfilippo, organizza ogni anno il concorso internazionale di letteratura, arte e musica Giuseppe Tomasi di Lampedusa, riservato alle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio nazionale e alle scuole italiane all'estero. Due gli appuntamenti in programma, oggi al Museo San Nicola di Agrigento, domani la conclusione presso la Chiesa Madre di Palma di Montechiaro. Oggi stiamo lavorando con la sessione musicale, sono accorse dalla Sicilia le scuole di indirizzo musicale più il liceo musicale di Cefalù e quindi adesso ci riuniremo con la giuria di cui io non faccio parte perché ho lasciato agli esperti questo campo musicale. Chi meglio di Nunzio Ortolano, il grande compositore siciliano, poteva presiedere la giuria. Ringrazio il Nunzio Ortolano perché è un onore averlo qui e dare questo esempio di genialità, di sacrificio e anche di studio, di impegno serio che Nunzio sta donando alla musica anche a livello internazionale. La scuola che dirigo sta facendo questo lavoro per far sì che si possano promuovere delle composizioni dedicate a Giuseppe Tomasi di Lampedusa ma anche a Luigi Pirandello, e l'idea dell'unione dei due giganti della letteratura italiana nasce dalla frase di Gioacchino Lanza Tomasi, che diceva che quando si sono incontrati nella ambasciata di Londra, che frequentavano entrambi, nasce lì una solidale conversazione nella quale Giuseppe Tomasi Lampedusa ha definito Pirandello la persona più intelligente che io abbia mai conosciuto. E quindi da qui i ragazzi delle scuole italiane, ma anche delle scuole italiane all'estero, hanno prodotto dei saggi su Luigi Pirandello e Tomasi di Lampedusa, due giganti della letteratura a confronto, e ci stiamo lavorando. Un'iniziativa importante questa che educa anche i giovani al mondo della musica, di cui lei sta partecipando. Beh, è una delle manifestazioni più belle a cui abbia partecipato e più importanti, anche perché solitamente questa tipologia di manifestazione si limita, tra virgolette, a far partecipare orchestre che eseguono brani conosciuti del repertorio italiano ed estero, ma in questo caso vi è la componente creativa importantissima. E quindi sono onorato, intanto ringrazio Laura per avermi invitato a presiedere questa commissione particolarmente importante, sostengo, perché avrà un futuro questo concorso secondo me importante.